Buongiorno e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Di seguito i titoli più importanti di questa mattina. Ritrovato senza vita dopo 10 giorni dalla scomparsa, l'uomo di cui si erano perse le tracce al pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia di Palermo. La salma del 73enne Giovanni Cuvello, questo è il suo nome, è stata rinvenuta in un reparto all'8° piano della stessa struttura sanitaria da cui si era allontanato. Termine in Germania la latitanza del messinese Filippo Scuderi, 32enne, condannato a 8 anni per alcuni legami con il clan mafioso Brunetto. Una chiesa stracolma di gente a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, ha fatto da cornice ai funerali di Maria Cristina Gallo, la donna di 56 anni che aveva denunciato il ritardo nella consegna del suo esame istologico avvenuto 8 mesi dopo la biopsia. Colpito alla testa con uno sgabello dal suocero, è successo ad Acate, in provincia di Ragusa, durante una lite familiare che ha visto coinvolti un uomo che insisteva per vedere il figlio affidato alla madre, sua ex convivente, e la famiglia della donna. Il bilancio del diverbio è di 2 feriti e una denuncia. Arrestato a Catania un 33enne per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione. L'uomo è accusato di aver minacciato di morte la madre, alla quale di notte avrebbe rubato il bancomat per procurarsi il denaro per l'acquisto di droga, e il fratello ipovedente che era intervenuto in difesa della donna. E con questo è tutto, prossimo appuntamento stasera alle 19:30, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.